Un'annunciazione incredibile questa di Gina Roma, un'annunciazione che scardina la tradizionale iconografia perché rappresenta una Madonna della nostra epoca, è una giovane donna attuale che guarda verso di noi, preoccupata. A fianco a lei un angelo con un abito di colore rosso, simbolo del sangue e quindi della morte. E infatti tiene in mano un crocifisso ad indicare quella che sarà la vita, il percorso doloroso di vita e la fine di quel bimbo che la Vergine ha già in grembo. Un'opera di Gina Roma, un'artista nata nel 14 a Vazzola, un'artista staffetta partigiana, un'artista che si perfezionò e imparò all'Accademia di Belle Arti di Venezia, andando a frequentarla, lo dice lei stessa, con una bicicletta sgangherata partendo da Oderzo sotto i bombardamenti. Da sempre quindi l'arte è nel cuore di Gina Roma e il suo percorso artistico oscilla tra immagini come questa, in cui è evidente una ispirazione figurativa, a immagini in cui si dissolve la forma per lasciare spazio alla materia e al colore. E Gina Roma, che parte come pittrice legata a un'arte figurativa, riesce a comprendere la portata rivoluzionaria di un'arte che invece si affida esclusivamente al segno, al colore, al gesto. Entra quindi nell'informale, in un'epoca in cui questo era un linguaggio assolutamente innovativo. È straordinario che un'artista donna, e noi sappiamo come ancora all'epoca, stiamo parlando della prima metà del Novecento, le donne non avessero la stessa possibilità che avevano i loro compagni, uomini, artisti, di esprimersi con libertà, di esprimere dichiarazioni di intenti. Bene, lei lo fa dicendo che per lei la possibilità di esprimersi attraverso macchie di colore e una gestualità così intensa significa rappresentare ed esprimere quello che lei ha dentro. Per Gina Roma sempre l'arte sarà un modo per esprimere se stessa. Ma questo suo entrare all'interno della pittura informale è comunque un percorso assolutamente personale che non la porta ad abbracciare l'informale europeo di tipo concettuale oppure di tipo razionalista, rigoroso. È un informale che comunque rimane legato a una visione lirica, come è stata definita, della natura. È un informale che esprime sempre dietro questo sentimento della natura che affonda le sue radici nel romanticismo europeo dell'Ottocento. E mai da questo Gina Roma si staccherà, lo dice lei stessa. La pittura informale per Gina Roma è una trasposizione attraverso un cromatismo a volte intenso, acceso, come per esempio in questo caso, altre volte più delicato e più sottotono, di esprimere, dicevo, le proprie emozioni. E sono emozioni a volte forti, intense, di rapporto diretto tra l'artista e la natura, tra il microcosmo e il macrocosmo.